Sauris, sono con Antonello sulla traccia ispirata al Giro delle Malghe. Le prime due le facciamo sicuro. Esatto. Dopo vediamo. Salita per la Teis, quando diventa cemento rigato così non è mai un buon segno. L'unico camion incrociato nei 700 metri al 20%. Quindi questo 2B potrebbe essere la fine del giro facile. Non ha motore questa. Di qua salita, di qua scollino. Se conosco un po' Antonello, salita ovviamente, chiaro. Quando molla è il 12. Oh, ma senti, ma che bella sta discesa della Carnia, eh? Guarda che bella sta discesa, all'8%. Questa nella classificazione della Carnia è discesa con radici. Ma che bello. Sotto all'11% è discesa. C'è una privata. Let's go! Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Mentre metto le borse in macchina e controllo che sia tutto ok, vi dico che sono ad Ampezzo, più precisamente all'hotel Bike and Bikers, che è uno storico hotel della zona che ha riaperto l'anno scorso. Sono venuto su per continuare sulla falsariga del Giro del Carnia Cycling Tour, un po' di esplorazioni qua in zona. E quest'anno è mountain bike, perché Carnia Cycling Tour, se non l'avevate visto, erano 4 giri, quindi 4 video in bici da strada, ve li lascio linkati qua in alto a destra. E quando vengo in Carnia mi sento sempre con Antonello, che vi lascio i suoi riferimenti Instagram qua sotto, che è un po' quello che mi aiuta a scoprire le zone. Qua mi dà una mano con i giri, mi fa da guida, essendo lui una guida MTB appunto. E basta, quindi sono venuto al Bike and Bikers, questo è il garage, vi faccio vedere anche, vi metto una clip dell'officina, che è un hotel modesto, storico, riaperto l'anno scorso, che ho voluto vedere come appoggio per andare oggi a Sauris, perché secondo me potrebbe essere un'ottima base per giri appunto ciclisti, anche strada, perché secondo me un pezzo si presta anche per la bici da strada. Avendo fatto anche il Carnia Cycling Tour l'ultima volta, ci sta. Secondo me può essere un'ottima base. Ripeto, modesto ma fa tutto quello che serve, c'è tutto quello che serve. Questo è il garage, adesso io vado, direzione Sauris e si parte. Vai, fai strada. Allora, Sauris, sono con Antonello, ciao, che l'avete già visto nei video del Carnia Cycling Tour, come dicevo prima. Oggi facciamo un giro in mountain bike sulla traccia ispirata al Giro delle Malghe, però non sarà il classico Giro delle Malghe, perché con Antonello mi faccio portare un po' in giro per scoprire posti e giri che dopo mi tornano comodi in altri giri. Ho la traccia e poi il giro, come sempre, lo lascio linkato in descrizione. Faremo, diciamo, il versante di sinistra del Giro delle Malghe. Antonello, fammi un recap delle Malghe. Allora, le Malghe che tocchiamo oggi sarà Malga Valuta, Malga Losa, eventualmente allungando il giro Malga Gerona, Malga Pieltinis, Malga Vinadia. Tocchiamo solo marginalmente Malga Malins e Malga Festone, di nuovo Sauris. Allora, diciamo che le prime due le facciamo sicuro. Esatto. Dopo vediamo, in base a come va la giornata e tutto. Adesso abbiamo fatto già un primo pezzo, sarà stati 1,5 km, 2 km? Sì, circa. Sì, 2 km, e tutto disceso, abbiamo perso circa 400 metri. Adesso andiamo verso il lago, tutto più o meno pianoro, e dopo cominciamo le salite. Freni già in difficoltà. Andiamo. Hai 2 pistoni o 4? 2. Ok.
In pratica qui è dove arriva, dove nasce il fiume che poi va ad alimentare il lago di Xauris. Noi siamo scesi da qua sopra, Xauris è qua su. Vi spiego un po' perché giro base Xauris, perché questo giro e perché con Antonello, con la guida. Allora, Xauris perché è una zona che proprio non conosco a livello di bici, se non qualcosa di bici da strada. Perché un giro così? Appunto perché sono pezzi, parte anche dei Quattro Valli Trail e non troppo esplorati, quindi voglio andare un po' a scoprire pezzi di sentieri, strade forestali che poi mi potrebbero tornare comode in altri giri, e questo si sovrappone un po' alla risposta alla domanda perché con la guida, perché con Antonello, perché con la guida, oltre a seguire la traccia, ti dà tutte quelle info, consigli in più, quel piccolo valore aggiunto che ci sta in un giro del genere per scoprire posti nuovi. Comunque il Friuli è ripido. Che spettacolo! Quindi noi adesso abbiamo un pezzo costeggiato il lago, partendo da dove nasce o dove viene alimentato dal fiume, e arriviamo là alla diga. Wow! Pazzesco! Della galleria, diga. Parlavo con la camera. Se no abbandoniamo la bici, Sì. andiamo a prendere il pedalò. Sì. Almeno non c'è salita sul lago. Quindi salita per la Teis 4 km, 3 km e mezzo, 400 metri. No, qua è meno, 200 qualcosa. Ah. Dovrebbe essere, qua siamo a 1000, arriviamo su a 1280 circa. E qua mi dà il paese, eh. Ah, ok. Poi noi ne facciamo un altro pezzettino per Ok. andare ancora più su. Allora Però qua me lo dà giusto. Da adesso in poi Ok. noi abbiamo tutta salita fino ad arrivare allo scollinamento. Salita vai e via, sì, qualche pezzo. È brutto arrivare nei propri posti perché si conosce cani. Boh, è chiaro. Allora qua in salita Antonello mi ha detto che possiamo derogare al fatto che lui sia una guida mountain bike e alla posizione delle mie mani, ma solo perché siamo in salita e perché sennò non respiro. Mi avrebbe già cazziato. Stiamo passando per la Teis perché giustamente, se ti fai portare in giro dalla guida, vuoi vedere dei posti magari anche turistici ma non così tanto conosciuti, inflazionati. La Teis magari un po' meno conosciuto, c'è l'albergo abbastanza famoso, però
non è che ci passi, appunto se non hai qualcuno che ti propone un giro un po' alternativo. No, più che bestemmie vorrei tirare giù rapporti, ma sono già a 34,50 adesso qua via delle Malghe, quando diventa cemento rigato così non è mai un buon segno. No, no, e qua va bene ancora. E dopo diventa bello scuro, rosso scuro. La vedi, sì? Sì, la vedo. Vai breve. Sì, 700 metri. Ah, peggiora. Cacchio. Lo strappetto qua. Qua tira su veramente. Qua tira, qua mi dà il 19. Ma cresce. Sento macchina forse. Ovviamente camion, l'unico camion incrociato nei 700 metri al 20%. 1, 2 e via. Posso dire che proprio rompere il fiato lì non ci stava. Non ci stava a rompere il fiato lì. Sì, avevo preso il ritmo. Ce l'ha proprio tagliata a metà. I pezzi morbidi era il 16. Questo è il pezzo bello. Questo è veramente il pezzo che... Qua potrebbe... Il giro ok. il giro quello più leggero, vai su di qua. Aspetta che guardo anche i cartelli. Esatto. Allora. Vedi che è scritto 2B. Sì. Caos di sotto. Quindi questo 2B potrebbe essere la fine del giro facile, della variante facile. Vai avanti e continui e arrivi a Sauris. Ok, torni a Sauris. Noi andiamo verso destra, andiamo verso Malgalosa o Malga Gerona. Esatto, però ma... non arriviamo le due, andiamo verso un'altra malga che vi farò vedere dove è l'incrocio. Ok. Boh, quindi da qua in pratica chiuderesti il giro con quanti chilometri ancora? Saranno 4 km, 3-4 Ah, poco, 4 km. Tutto in alto così. Ok, torno su e dopo scendi giù a Sauris. No, ma scendi giù, sarà più o meno in quota perché Sauris è alto. È tutto in quota. Tutto in quota va via, un po' di sali e scendi, un paio di cose ripide e poi basta. Ok. Boh, ma vai su, arrivi là fino a sopra Sauris di sopra, sotto, a metà praticamente, tra i due Sauris e vai su dove... Ok. Beh, ma se qua c'è il cemento rigato, perché non andiamo di qua? Noi andiamo di qua, cioè, ci piace quella roba lì. Esatto, noi andiamo a prendere quelle parti lì. Bene, vai, andiamo. Non abbiamo tanta strada, Sì.
No! Ah! Calda! Porca miseria! Vieni qua che forse hai più basso. Grazie. Ah. Porca miseria. Ah. Da qua non sembra, ma noi eravamo qua dietro prima e lì su minaccia pioggia veramente tanto, quindi mi ho deciso di fare un giro un po' diverso e anche la comodità di avere Antonello, quindi adesso andiamo su verso un'altra malga e poi capiamo cosa fare. Comunque pediluvio, tanta roba. Dimmi. Oltre la parte finale che ha uno strato, essendo stata fatta da poco come si chiama, la forestale, è fatta con le pendenze che sono per normativa di legge adesso sono al massimo dell'8%. Da qua sembra più dell'8%, No, ma è così 8, 9, 8, 10, ma non, hai capito? Sì, buon chiaro, non Poi la parte 16, finale, 18. la parte finale ha uno strato che tira su bene perché è vecchia. Però qua hai capito così. Ragazzi, se avessimo fatto il giro di là fino a Malga Pietinis Sì? era tutto asfaltato. Ah, ok. Quindi per fare il giro su sterrato conviene venire di qua piuttosto che Malga Pietinis che è asfaltato. Beh, comunque qua sono 7 km, quasi 700 di dislivello, 680. Quindi anche qua non è male. Ne abbiamo fatti 2 adesso. Però vai tu tranquillo qua, hai capito? Sì, sì. Allora, adesso metto in... Ah no, non è motore questa. Ho sbagliato. Qua fatto per culo. Sì. Di qua salita, di qua scollino. Se conosco un po' Antonello salita ovviamente. Sì, sì. Chiaro. Ok, siamo già sul 34,50 al 15%. Per distrarmi un po' da questo 12%, ancora un chilometrino duro, dopo non vedo il profilo della salita in questo momento. Visto che ho guadagnato un po' di strada su Antonello che stava cambiando l'extender delle bike, vi dico 2 parole su di lui. Veramente una persona di una disponibilità, di una gentilezza rare. L'ho conosciuto qualche anno fa, poi ci siamo visti in occasione del Carnia Cycling Tour e prima della presentazione dei suoi percorsi da Sportler. A Udine aveva organizzato un evento insieme a loro e mi ha sempre dato consigli veramente preziosi e, ripeto, disponibilità assoluta. Anche adesso che volevo venire su a fare dei giri in mountain bike, che nell'ultimo anno l'ho usata veramente niente, quindi volevo un po' godermi il fresco della montagna e pedalare un po' off-road. È stato disponibilissimo, mi ha proposto dei percorsi mostrandomi tutti quelli che ci sono sul loro sito e sul sito
guida MTB Fuji, che vi metto qua sotto in descrizione. Li abbiamo guardati, fra l'altro un giorno ci siamo anche trovati a bere un caffè a Tolmezzo e poi abbiamo deciso di organizzare questo weekend come state vedendo e come vedrete. Oggi doveva essere Giro delle Malghe, un po' diciamo rivisto, ma alla fine l'abbiamo rivisto di nuovo per via del brutto tempo che c'è qua dietro, ma va bene, ci sta. Ci facciamo un giro verso un paio di malghe sopra Sauris. Anche qua, come vi ho detto prima, vi lascio la traccia del giro in descrizione. Se avete qualsiasi domanda lasciate un commento, io o Antonello vi rispondiamo, oppure potete scrivere direttamente anche a lui sulla sua pagina Instagram, sulla pagina Instagram di Guida MTB Friuli, oppure tramite il sito. Diciamo che adesso ho guadagnato un chilometrino chiacchierando, meglio che torniamo alla salita. Malga Valuta sinistra. Comunque guardavo che questa zona qua delle strade forestali di Sauris e sentieri è veramente molto ben tabellata, molto ben descritta dai cartelli, quindi volendo, facendosi una traccia prima e seguendo poi i cartelli, si può fare anche da soli. Diciamo che comunque con la guida tipo Antonello ti togli un po' di pensieri e te la fai ancora più a cuor leggero, con possibili variazioni sul tema, tipo oggi con pezzi in più, pezzi in meno. Conosci la gente sul percorso, sai dove fermarti, dove mangiare. E qua comincia il cemento. Malga Valuta. Eccola. Sì, grazie. Noi dobbiamo passare, se vuoi. Andiamo lì. Malgalosa. La strada è quella là, la vedi? Sì, questa qua. Eh, 15% smosso così, sembra 25. Aspetta, non salta. Oh, allora, che faccio? Niente, a posto. L'hai visto? Vista. Grazie. Ho fatto una cosa io così, ho un cuore a 7.325. Ti misuro la pendenza. Quando molla è il 12. Sarà 20? Anche 22?
Matteo. Grande, grande, grande. E qua non sa neanche com'è la strada più lunga. Vuoi far vedere da dove sei venuto su? Sì, sì, questo è lo scollino. Vedi? Da qua. Minchia! Boh, adesso stiamo qua, un po' in quota, saliscendi fino alla Malga. Abbiamo fatto 26 km, 1200 abbondanti di dislivello, 2 ore e mezza. Quella è la Malga. Quella lì è la strada che abbiamo fatto noi per salire. Quella là è Mondiriu, sai? Quella Mondiriu, la Malga, quella che ha il cartello a destra. Malga Losa 1765. Buongiorno. 28 km, 2 ore e 39, 1300 metri di dislivello. Mucche. Santi e Madonne. Malga Losa. No, Santi e Madonne no, dai, non tantissimo. Boh. Malga Losa 1765 è la vetta di oggi. Pane, formaggio affettato, fatto acqua, asciugato la maglia e andiamo giù. Dobbiamo andare là. Le mucche stanno venendo qua bene. Oh, ma senti, ma che bella sta discesa della Carnia, eh? Guarda che bella sta discesa. Bella, no? Senti? Neanche a fare apposta. È discesa all'8%. Sì.
adesso da 1700 andiamo giù a 1400. Che bel punto panoramico qua. Ciao, buongiorno. Allora, qui c'è Sauris, tolgo il dito, mette a fuoco. Noi abbiamo fatto tutto un giro qua sotto nella vallata, siamo saliti da qua. Questa era l'altra malga che non abbiamo fatto prima, siamo saliti da questa strada qua, abbiamo fatto così, qua, questa strada qui, Quella strada che vi laggiù in esatto, fondo, il passo della Forcella per andare. no, quella lì è il passo della Forcella, questo, stavo mostrando questa strada qua, siamo arrivati lì dove c'è la jeep che sta scendendo, noi siamo saliti e abbiamo mangiato lì, Malgalosa. Questo è il punto panoramico. Smossissimo. Verrebbe fuori col tempo che sta arrivando vicino anche. E tu hai nelle gambe, inizi già a avere 1500 metri, insomma. È inutile andare a più che altro il tempo è che poi comunque domani volevo fare un altro giro. E poi ti dico la verità, quindi le salite là non è che siano asfalto, sono sterrato, sì, che quindi quello la rende più dura, chiaro. Allora, di qua noi siamo arrivati da Malgalosa qua sulla destra, di qua si andrebbe a Malga Pieltinis e Malga Gerona e sarebbe il vero giro delle Malghe. Scendendo da qua si scende a Sauris, che in discesa sarà circa mezz'oretta, in salita sarà circa un'ora, quindi facciamo oggi giro Malgalosa, diciamo così. chiamiamolo così. Esatto, e la prossima volta facendo base a Sauris veniamo su di qua, facciamo Malga Pieltinis, Malga Gerona. Malga Gerona, Malga Pieltinis, Ok. Malga Vinadia, Ah sì, Malga perché Malins. Malga Gerona è qua su. Malga Pieltinis, Malga Festons, Vinadia giù. Ok. Poi allora facciamo così. Questo qua è anche il pezzo del Quattro Valli Trail che hai tracciato tu. Allora, era una volta del Quattro Valli Trail, adesso è cambiato perché questo è il percorso alternativo. Ok. Ce n'è due adesso. Dai, facciamo Questo è così. quello più- Perché comunque abbiamo già fatto 30 km, 1300 abbondanti, non viene su neanche bel tempo. Facciamo così, dai, meglio in montagna non esagerare. No. No, anche perché di là poi non è che ci sia un salitone, sono degli No, strappi, sono tutti strappi. ma Guarda, esatto, ce li ho sulla traccia qua e sono tutti strappi 4 km, 1 km, 1 km, ma tutti all'8 al 10, cioè 14% medio. È su sterrato, su sterrato fisso, mosso, proprio di quelle sì. mosso, quindi Se si fa faticona. Va bene, dai, andiamo giù di qua. E questo è l'incrocio di prima. Siamo passati di là, siamo scesi, risaliti e siamo scesi di qua. Quindi abbiamo fatto l'anello. Bello, bel giro. Alla fine qua è rimasto come prima, sempre nuvolone grigio. come lo stesso che abbiamo lasciato qua, sì, vero. Però sai, rischiare No, anche perché tu no, non ha senso.
Allora, per rientrare facciamo questa digressione su questo sentiero che abbiamo visto prima e che, parlando con Antonello, potrebbe essere un bel rientro per non rientrare proprio sulla strada. Una bella radicciaia. Che fai, te ne privi? E in su anche il formaggio. Questa nella classificazione della Carnia è discesa con radici. Ah, che bello, all'11%. Quello l'ho preso un po' storto. Senso forse più carino. Sì, forse sì. Siamo tornati qua. Sì, adesso andiamo di là. Vai. Moto, no, auto. Allora mi fermo, mi tolgo anche la giacca. Mi tolgo la giacca. Due a Sauris. Lì vai al rifondo. Sì, Cimblatrimb. Mamma mia. No, vai tu che sono troppo stretto, non ci stavo. Vai tranquillo che... Porca miseria. Porca miseria. Io riparto anche da qua. Cosa c'è scritto sul cartello? Discese della Carnia, no? Esatto. Ok. Legge regionale, numero... Legge regionale. Divieto di... Sotto all'11% è discesa. E via rapportini.
34.50. Stava così bene sul falso piano. L'ho tutta, 18%. Ventuno. Questa è dietro sul sedolone. Perché? Ah sì, non l'ho mica vista. No, stavo pensando che bello rientro così. Sì? Non lo farei al contrario, il giro. Secondo me no. Perché all'inizio hai la parte Discesa che... esatto, bella del lago. Forse quella si potrebbe fare alla fine. Quando arrivi giù fai il circolo in tondo. Però partendo allora dal lago. Quindi. Sì. Parti dal lago, inizi la salita con calma. Quando sei su in Malga hai finito la salita vera. Però sì, per amore di Dio può essere, però io volevo dirti io che se sei a dormire a Sauris capisci, devi andare laggiù Sì, con la piccola auto sì. così invece puoi partire. O se no parti senza fare, perché no ma hai ragione tu, Cioè, quindi tu parti, fai la discesa da Sauris al lago, che è intanto un bel riscaldamento, sì, no? vai giù, ti fai il giro, inizi la salita e poi rientri come abbiamo fatto noi. Sì, sicuramente non lo farei al contrario, perché al contrario È tutto sto saliscendi comunque ti mette fatica. Esatto. E dopo quando arrivi di là, Hai la là hai rampe, grossa, quella che viene su. hai rampe. E hai oramai dentro nelle gambe tanti chilometri, no? Non dico che arrivi con 1000, ma no, con È 1000, carico quando sei là, no? sì, arrivi secondo me almeno con 6, 700, 800. Cioè ne hai tanti insomma nelle gambe e soprattutto tanti chilometri anche, no? Anche. Sì, comunque vedi di venire su per di qua. Rischi che ti stanchi per niente e non ti godi il pezzo di là che è più bello. Esatto. E che comunque non farei in discesa, perché quello smosso che noi abbiamo fatto in salita, farlo in discesa, Ma anche partire, fare quella salita qua. anche, sì. Guarda che tira qui qua. Qua rampa, sì. Ciao. Ci siamo. Sì. Qua c'è fermento per
festa del prosciutto di stasera. Sì. Salve. Avremo bisogno di... Siamo tornati. Allora, fine giro. Ho portato su il borsone in camera e la bici già messa al riparo. Vedete un posto diverso da quello di stamattina perché adesso mi sono fermato a Sauris in questo appartamento che si chiama House Passefn, e anche questo consigliato da Antonello. Devo dire bellissimo, bellissimo. Adesso sono entrato, ho mollato la borsa, ma faccio un giro con voi mentre vi dico del giro di oggi. Allora, di qua c'è la zona lavanderia stoviglie, qua c'è la cucina, induzione, qua c'è l'ingresso, diciamo zona living, tv, divano, lampadario stupendo, l'avevo già visto, veramente tanta roba. Qua prima camera, qua seconda camera, tac, e di qua il bagno, ma soprattutto fuori di qua, se mi ricordo bene, sauna privata. Let's go. No dai, a parte gli scherzi, posto bellissimo, mi faceva piacere venire a provare un posto a Sauris per capire se potrebbe diventare un po' una base per prossime uscite e magari per tornarci anche con la famiglia, così da dedicargli qualche giorno in più e fare delle mezze giornate bici e famiglia. Quindi devo dire che per adesso sono soddisfattissimo sia del posto di stamattina, o meglio dove ho dormito stanotte, il Bike and Bikers ad Ampezzo, comodissimo come punto d'appoggio per la trasferta, diciamo così, anche se comunque sono pochi chilometri da casa, e perché ad Ampezzo anche lì secondo me si possono fare dei giri belli, al di là di quello che ho fatto il Carnia Cycling Tour, che se non l'avete visto vi lascio il video lì qua in alto a destra appunto. E questo Sauris potrebbe essere un bel punto d'appoggio anche per fare il vero giro delle Malghe che mi piacerebbe fare, che oggi non abbiamo fatto, un po' per questione di meteo e anche perché volendo fare le altre due Malghe diventava veramente tanta roba, cioè diventava un giro da 60-70 km, 2000, anche 2000 e qualcosa abbondanti. Comunque il giro di oggi secondo me ci sta, tanta roba, veramente bello, da rifare, lo consiglio, sì. Non lo farei al contrario, con Antonello abbiamo parlato abbastanza di sta roba, io non lo farei al contrario perché inizi da qua da Sauris che comunque ti spari tanta salita intesa come tante rampe, quindi non una salita di 4-5 km come abbiamo fatto noi, è tutta più o meno costante, e arrivi alla parte bella dove sei un po' così in sella sulla malga che sei già cotto, secondo me non merita. E poi la discesa dall'altra parte che noi abbiamo fatto in salita è tanto ripida in discesa, ma soprattutto ha anche delle parti non cementate, non asfaltate o comunque non battute, e se sei in discesa sullo smosso non è il massimo, cioè io preferisco sempre farlo in salita. Comunque questo è il giro di oggi, il video del giro di oggi. Devo dire che mi sono divertito, era quello che pensavo, sono contento, grazie come sempre ad Antonello che organizza sempre tutto al top. Se volete contattarlo vi lascio qua in descrizione e vi riporto qua sia l'Instagram che il sito di Guide MTB Friuli. Vi lascio anche i link, secondo me, i riferimenti del Bike and Bikers ad Ampezzo e di House Passefn qua a Sauris di sopra. Basta, direi che adesso mi faccio una doccia, vado a mangiare qualcosa, magari mi faccio un giro alla festa del prosciutto di Sauris e magari una saunetta prima di andare a dormire, dai, ci sta. Comunque Mac è veramente un dettaglio fighissimo. Boh, dai,
Ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, se volete chiedere qualcosa un commento. E ci vediamo al prossimo video, al prossimo giro. Secondo me domani un'uscitina la mattina ci sta, quindi potreste vederlo nel prossimo video. Ciao!